Mini panettoni con lievito madre, caffè espresso napoletano, arance e cioccolato. Oggi panettone con lievito madre. La versione che faccio io, come sempre, è presto fatto. Una versione semplificata. Si mettono tutti gli ingredienti assieme. Lievito madre rinfrescato 3 volte nell'arco della giornata, così siamo sicuri di avere un buon risultato. I miei saranno 2 panettoni da mezzo chilo, perché la mia ricetta sarà da 1 chilo. Uno sarà espresso napoletano, l'altro sarà arancia e cioccolato. Andiamo subito all'esecuzione. Mettiamo in planetaria farina e lievito madre. Per dare forza al nostro impasto aggiungiamo anche 5 grammi di lievito di birra. Mettiamo l'acqua, il burro e impastiamo questi primi ingredienti fino a far prendere una bella incordatura. Per questo lavoro ci vorranno circa 15 minuti. Il nostro impasto è ben incordato. Guardate qua che bella massa, guardate qua. Adesso andiamo all'inserimento dei tuorli. Li inserisco uno per volta. Appena sarà stato assorbito il primo, inserisco il secondo. Ad ogni inserimento stacchiamo un po' l'impasto, guardate qua, lo giriamo e inseriamo l'ultimo tuorlo. Il nostro impasto è pronto. Ho imburrato un poco il tavolo, un po' con le mani, lo stacchiamo, lo togliamo dalla planetaria, eccolo qua, gli do qualche piega e lo metto a lievitare in un contenitore imburrato per almeno 12 ore. Il nostro impasto è più che triplicato, guardate qua. Adesso lo mettiamo in planetaria solo con la farina e facciamo andare fino a quando non prenderà di nuovo l'incordatura, solo impasto e farina. Ecco qua, l'impasto è di nuovo diventato bello tenace con una bella incordatura. Adesso lo stacchiamo, aggiungiamo il burro e facciamo assorbire. L'impasto è ben incordato, guardate qua com'è bello lucido. Adesso siamo pronti per aggiungere lo zucchero e gli aromi. Lo zucchero è l'emulsione fatta di pasta d'arancia, pasta di vaniglia e miele. A questo punto possiamo aggiungere anche il sale e metà dei tuorli. Aggiungo il primo tuorlo. Ricordiamoci ad ogni inserimento di staccare la pasta, di girarla e di andare avanti con l'inserimento degli altri ingredienti. Ecco qua, siamo pronti. Guardate che impasto bello lucido. Adesso lo portiamo sul tavolo. Ecco qua il nostro impasto. Facciamo riposare per 15 minuti, coperto dalla ciotola della planetaria. Trascorso il tempo di riposo, dobbiamo dividere il nostro impasto. Porto in planetaria la parte dove devo inserire l'emulsione al caffè col cioccolato. Eccolo qua. Diamo forma ai nostri panettoni. Ci aiutiamo un poco col tarocco e lo mettiamo nello stampo. Lo pirliamo. Ecco qua, formiamo anche il secondo. Adesso porto tutto in forno con un pentolino d'acqua calda, così creo una camera di lievitazione casalinga. Glassiamo i nostri panettoni e andiamo in forno 170 gradi 45-50 minuti. Eccoli pronti i miei panettoni con il lievito madre da 500 grammi. Che ci è voluto? Presto fatto!